Buongiorno a tutti. Siamo in ritardo, sono in ritardo, ma capita quando bisogna terminare delle riunioni, può capitare. Allora, vediamo di cercare di commentare esattamente come mi hanno chiesto in diversi oggi. Mi hanno domandato che cosa ne pensassi del decreto. Buongiorno. E cosa ne penso del decreto? È presto detto, è un decreto che rischia di essere un insieme di promesse. Uno dei motivi per cui può passare alla cronaca è il pianto, la commozione della Bellanova. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili e ovviamente parla della regolarizzazione dei braccianti. Ora, a me devo confessare questa continua retorica degli invisibili che adesso, grazie alla Bellanova, diventano visibili. Devo dire che la trovo forse molto politica, furba per alcuni versi. Ha scaricato nel pianto la tensione di una battaglia politica, dove lei aveva detto: se non esce questa norma io mi dimetto. Però la visibilità degli invisibili o è un tuo punto sempre, oppure gli invisibili non è che sono meno invisibili se passa il tuo decreto. Cara Bellanova, io se vuole le posso raccontare e le posso scaricare tutta quella valanga di mail che mi arrivano quotidianamente, dove gli invisibili continuano a essere invisibili perché manco li ascoltate. A volte basterebbe poco, basterebbe ascoltarli. A Milano c'è un ristoratore che si chiama Paolo Polli, che è piazzato sotto la pioggia da più di una settimana. Gli ultimi giorni li ha fatti appunto prendendosi l'acqua, ok? Ed è in sciopero della fame perché nessuno ascolta i ristoratori e lui fa propria la lamentela di un settore produttivo, di un settore che, a meno che non lo vogliano sterminare con il napalm, ha diritto di esistere e ha diritto di essere ascoltato. Quindi ci sono invisibili che continuano a essere invisibili, cara Bellanova, e ci sono persone che sono visibili, ma che voi chiudete gli occhi e vi tappate le orecchie e non le ascoltate e non le vedete. Quel signore è davanti all'Arco della Pace, ok? Da ormai più di una settimana, 8-9 giorni, ok? E nessuno lo ascolta. Il sindaco di Milano non si è degnato di andarlo a trovare. Ora, io non voglio fare lo stronzo, anche se ne sono molto capace, e dire: se arriva Silvia Romano accorrono tutti perché fa like, perché attira le pagine, è un'ottima operazione di marketing, e un povero diavolo in sciopero della fame non è ricevuto da nessuno, ma manco una telefonata gli avete fatto. Sala, sei sindaco di Milano, vai a vedere che in una Milano ancora non frenetica, lui si è piazzato davanti all'Arco della Pace, una zona che un tempo era una delle movide più intense. È lì, gli ultimi giorni sotto l'acqua, sciopero della fame, ok? E lui è lì. E nessuno che abbia un minimo, un briciolo di sensibilità umana, politica, usate il termine che ritenete più appropriato. Allora, cara Bellanova, il tuo pianto è un pianto politico, è un pianto ministeriale, è il pianto di chi sfoga la paura di dover ammettere la sconfitta, perché non te ne frega un cazzo degli invisibili, Bellanova.
A te interessava soltanto vincere quel braccio di ferro. Perché se gli invisibili li volete vedere, ce ne sono dappertutto, dovunque. Ok? Quindi, cara Bellanova, di al presidente, al tuo presidente del Consiglio, di a qualcuno di alzare almeno la cornetta, di chiedere al prefetto, ma quel povero Cristo che sta a Milano, davanti agli occhi di tutti, e non potete dire di non saperlo perché ci sono persino le televisioni, ne stanno parlando in tanti, e voi neanche li guardate. Perché? Perché avete sempre questa tara sull'immigrato. Perché voi, se non andate sui soliti temi, che sono gli ultimi, avete depauperato i diritti dei lavoratori. Lei, cara Bellanova, lei che fa parte, lei era una ex sindacalista, traditrice dei diritti dei lavoratori, perché voi avete fatto il Jobs Act, contro cui io ho fatto una campagna elettorale e con coerenza ancora oggi dico: io non vado a braccetto con quelli che hanno smantellato, in nome delle politiche neoliberiste, tutti i diritti dei lavoratori, perché per loro era più importante l'elaborato sugli lavori, Jobs Act. Siamo passati dallo Statuto dei lavoratori al Jobs Act. C'è l'atto dei lavori, non del lavoratore. E infatti per voi la flessibilità, il suo partito, Renzi. Lei è insieme a Renzi, lei è insieme a Davide Serra. Cara Bellanova, è inutile che fa il pianto. Lei è insieme a Davide Serra. Lei alla Leopolda va con Ruffini di Agenzia delle Entrate. Ma che cosa piangete? C'è gente che per colpa proprio delle vostre politiche ottuse si toglie la vita. Altro che il piagnisteo ministeriale. Ma ripeto, è lì, quel povero uomo è lì davanti all'Arco della Pace e non c'è nessuno che ci sia andato. Cara Bellanova, invece di piangere, domani mattina venga per piacere a Padova con me. Venga a Padova con me. Patuanelli, sei ministro dello sviluppo economico, hai fatto un'intervista che praticamente è di una stupidità assoluta. Cioè io questa intervista me la conservo, ok? E fra un mese, quando capiremo tutti che qua la messa a terra di questo decreto sarà scarsa, perché vi manca il buonsenso. Perché se tu vuoi scrivere un decreto che parla di ripartenza, di rilancio, e lo fai di 400 e rotte pagine, ma dove pensate di andare? Ma io sto fermo, guardate, faccio la cosa più semplice del mondo, io sto fermo, vi do persino credito, non ve l'approvo perché avete distribuito male, non ve l'approvo, ok? Perché vi abbiamo detto 1000 altri modi per far arrivare in maniera più diretta e tempo fa. Ma ragazzi, ma vi sembra possibile che questo decreto era stato annunciato a fine marzo? A fine marzo questo decreto era stato annunciato. È passato tutto aprile perché non siete stati in grado di scriverlo e vi presentate il giorno 13 di maggio con un insieme di pagherò, di promesse. Benissimo, facciamo così. Stiamo alle promesse, dopodiché vediamo la ricaduta, vediamo la messa a terra di questo insieme di promesse, di bonus. Ce n'è per tutti, dicono. Benissimo, vediamo. Ma intanto le cose più facili, guarda caso, non le fate. Visto che adesso avete questo decreto, venite in piazza. Domani venite in piazza. Venite in piazza con noi a Padova, ma guardate che ce ne saranno 1000 di flash mob, di manifestazioni composte che vi fanno paura. Andate, qualcuno vada a parlare con questo piccolo imprenditore, questo ristoratore. Andateci. Che la politica recuperi, vi do un suggerimento, che la politica recuperi un po' di quella dignità. E poi vediamo se... mi è caduta la penna. E poi vediamo se avete recuperato quel po' di credibilità, altrimenti siete sempre le solite. Quando non sapete dove andare a parare, nessuno va a raccogliere la frutta, bisogna regolarizzare gli immigrati.
ogni tot bisogna regolarizzare gli immigrati. E poi ti ritrovi sempre con questa frase del cazzo: ah, ma gli immigrati fanno quello che gli italiani non vogliono più fare. Guardate che non è così, è cambiato il mondo, è cambiato il mondo. Gli italiani stanno facendo quello che forse prima non volevano fare. E posso anche togliere il forse, perché certamente quando accresci il tuo benessere, le tue condizioni di vita, non fai e forse non sei disposto a fare o a far fare ai tuoi figli ciò che invece i nostri nonni avevano fatto. Ma quando sei nella merda e non hai soldi perché sei in una ristrettezza di bilancio familiare, è come se ci vai. Guardate, andateli a vedere i ragazzi che consegnano, anche i cinquantenni, che in sella alle biciclette vanno a consegnare il cibo a domicilio. Lo fanno, non è mica un lavoro da ricchi. Ci dici, cazzo, ho studiato una vita, adesso vado a consegnare il cibo a domicilio. Lo fai per emergenza. E quindi gli italiani lo stanno facendo, sotto l'acqua per andare a consegnare il cibo. Ok? Questo è quello che... E sono, diciamo, pedine di multinazionali. Sono multinazionali che diventano sempre più grosse perché eludono il fisco, hanno piattaforme fiscali elusive e lo fanno a norma di legge, perché riescono sempre a trovare dentro la fantastica Unione Europea il paese che ti dà la possibilità di eludere il fisco. Questo è quello che accade. La gig economy la chiamano, l'economia dei lavoretti, dove quindi hai uno status del lavoratore che è diverso da quello per cui saranno state fatte le lotte e di cui la Bellanova dovrebbe dire: ehi, fermiamoci un attimo. Ma lei cosa vuoi? Abbiamo sempre questa cosa della regolarizzazione dei migranti, perché quando la sinistra non sa che cosa dire, allora si aggrappa ai migranti. E ora io vi dico, guardate, magari ci potrà anche essere una ulteriore norma che vada a disciplinare un certo settore, ma aspettate prima di farla, perché io prima voglio capire se tutte le persone che di fronte ad un'emergenza salariale volessero fare quel tipo di lavoro, se il datore di lavoro gli dà un minimo di contratto, perché attenzione, avanti di questo passo, allora cosa succede? Noi abbiamo un fenomeno che è quello della raccolta della frutta di stagione o di alcuni ortaggi, piselli, le fave, fagiolini, broccoli e quant'altro, però il grosso è la frutta di stagione. Siccome è un tipo di lavoro molto poco remunerato e molto faticoso, molto fisico, ok? Allora cosa fanno? C'è bisogno di braccianti, di un esercito di braccianti. Poi quando arriveranno i robot a raccogliere per tutti, allora non ci sarà neanche più bisogno della moderna schiavitù. Quindi cosa fanno? C'è sempre un caporale a servizio di qualcuno che a costo abbattuto, a costo del lavoro abbattuto e a diritti abbattuti, avrà sempre bisogno di un esercito di schiavi, di gente da sfruttare. E allora se tu non controlli, più che la regolarizzazione, qui ci vuole una militarizzazione, perché si sa benissimo dove sono i campi dove praticano il caporalato. Dai ragazzi, lo sanno tutti. E allora ci mandi l'esercito, ci mandi gli ispettori del lavoro e vediamo chi sono i caporali, altro che continuare a regolarizzare. Qui bisogna regolarizzare la norma, le regole devono essere certe. Se è un lavoro per cui ti devi fare un culo così, lo paghi il giusto, almeno il giusto lo vogliate pagare. Allora perché gli italiani non è che non vogliono fare quel tipo di lavoro? Vi hanno dimostrato più di una volta che quel lavoro lo fanno anche. Però attenzione, lo fai ma mi paghi il giusto, non è che dico che mi devi pagare come un ingegnere nucleare, però un po' me lo devi pagare, altrimenti è facile avere l'esercito di nuovi schiavi e il pagamento, beh sì, vediamo, poi dentro quella busta paga c'è anche ciò che devi ridare al caporale, quindi sei dentro un circuito viziato e vizioso. Quindi le lacrime della Bellanova sono ciò che caratterizza questo decreto. Intervista al ministro dello sviluppo economico Patuanelli. Io l'ho letta, ragazzi, non
Si riparte, basta con la burocrazia e fiducia nelle imprese. Ministro Patuanelli, ma porca puttana, avete fatto 700 norme varie tra decreti, regolamenti, DPCM, si parla di 700 circa norme in 100 giorni di crisi. Ogni volta vi viene fatto notare che più aumentate i decreti e più li fate voluminosi e più si incancrenisce quel vizio malefico, quel maleficio che si chiama burocrazia, e lei mi viene a dire, e tu caro Stefano mi viene a dire basta con la burocrazia. Ma voi porca puttana continuate a dare l'inchiostro ai burocrati. Ogni decreto che partorite, proprio perché avete bisogno di mesi per partorirlo, lo scrivete insieme ai burocrati perché non siete capaci, perché non ascoltate più il mondo delle imprese. Per far ripartire l'Italia avete chiesto a Colau che sta a Londra. Cioè non vi rendete neanche conto di come cazzo ormai siete fuori dal pianeta. Ma tu come cazzo fai a far ripartire l'Italia e affidi... Cioè perché c'è il mondo digitale e siamo tutti connessi. Ma devi ascoltare le persone. Ma le devi ascoltare, cazzo. Colau sta a Londra. Sta ancora a Londra. E fa parte, è il capo della task force. Poi siccome mancavano sia le cosiddette quote rosa, brutta espressione, non hai bisogno delle quote rosa, hai bisogno di essere ancora una volta aperto e ti rendi conto che ci sono tantissime donne che valgono parecchio, valgono molto più di alcuni uomini, ma non è che ho bisogno di fissarle per quote rosa, altrimenti uno dovrebbe dire ma manca anche la quota dei pizzaioli, manca la quota dei parrucchieri, manca la quota degli albergatori. Allora cosa fanno? Siccome mancavano gli imprenditori e le donne, hanno iniziato a fare, oltre alla task force, hanno fatto un servizio, un team di consulenti in forza alla task force di Colau e del governo. E lì vai a vedere la composizione e gli imprenditori sono gli imprenditori i soliti. Ha il capo di Fincantieri, che cazzo vuoi che ne sappia, il capo di Fincantieri che già comanda il Mise, perché Patuanelli è di Trieste e Pappe Ciccia con Bono di Fincantieri. A proposito, Patuanelli, spiegateci un po' qualcosina di che cosa accade attorno al mondo di Fincantieri, dove molti sindacati si lamentano del caporalato attorno a Fincantieri. Bellanova, Frigna Bellanova. Ma scusa una cosa, e lo dico, se avesse pianto Patuanelli gli avrei detto la stessa cosa, Attenzione, non è un discorso di genere, è un discorso che mi dà fastidio l'ipocrisia del pianto, in una fase in cui c'è gente che sta morendo, ok? E voi venite a piangere? Ma che cazzo di pianti fate? Pianti ipocriti! Poi, Bellanova, noi con la gabbia abbiamo ancora un pezzo di verità da mettere a posto, va bene. Però Patuanelli, quando mi dici basta con la burocrazia, voi siete l'inchiostro, la mano della burocrazia. Per cambiare davvero l'Italia, per andare alla velocità che ci serve per uscire da questa crisi, bisogna abbattere la burocrazia. E per farlo c'è un solo modo, fidarsi delle imprese. Ma cazzo, t'hanno dovuto fare ministro? A Patuanelli, ma non ti riconosco più. Ma che cazzo, cioè, ma neanche Catalano, di quelli della notte, parlava così. Ministro Catalano, abbiamo Patuanelli è come Catalano, il filosofo dell'ovvio di quelli della notte. Quello che diceva è molto meglio sposarsi una donna bella, ricca e fedele piuttosto che una brutta, povera e che ti mette le corna. Questo è Patuanelli. Catalano Patuanelli. Stefano Catalano Patuanelli, che ci racconta il mondo delle fiabe. Ma lo capisco perché Patuanelli ormai è uno dei ministri di Promettopoli. Il decreto di oggi è il decreto di Promettopoli. Questo decreto non farà nulla per il primo settore che avrebbe dovuto partire e che non parte, e che è il blocco del turismo. Ieri abbiamo sentito Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, che
ha detto una cosa molto, molto, molto grave e però anche è importante nello stesso momento. Pensavo di averlo memorizzato, ce l'ho memorizzato da un'altra parte. Comunque Gratteri ha detto alberghi, ristoranti, attività come quelle dei parrucchieri, dei saloni di bellezza o delle spa saranno il primo investimento della mafia e delle mafie, perché lì puoi riciclare. Ed è esattamente quell'insieme di imprese che non avrà nulla, ma avranno poca roba, ma li farete morire di tempi lunghi. Patuanelli l'altra volta te l'aveva anche spiegato Renzo Rosso di Diesel, te l'aveva detto, ha detto, ma venga con me, venga che le faccio vedere 2 o 3 cosette. Patuanelli, ma è possibile che i ministri del Movimento 5 Stelle non siano più sensibili a quello che il popolo ha sempre detto? Patuanelli, ma perché non provi a sfidare un vaffanculo? Certo che ti arriveranno dei vaffanculo, ma ci mancherebbe, ci sta. Ma andate ad ascoltare la piazza. Andateci, fatevi un bagno di umiltà. Andate ad ascoltare la piazza, magari ti trucchi, non so, ti camuffi e ti fingi un giornalista e senti che cosa dice la gente del governo. Conte, l'avvocato del popolo. Ma che avvocato del popolo? Ormai Conte è qua racconte. Qua c'è una cosa così, non lo fai parlare. Perché è il mondo di Promettopoli, come i 400 miliardi di garanzia, che siccome non arrivavano, Patuanelli, sempre lui, andava a dire beh, ma è colpa delle banche, perché noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Ma che cazzo di discorsi state facendo? Allora dice, bisogna fidarsi delle imprese. Valle ascoltare. A meno che Patuanelli non abbia in testa il mondo delle imprese esattamente come ce l'ha in testa il Partito Democratico. Cioè quelli che vanno a Cernobbio, quelli un po' fighi, quelli un po' così, un po' sono un imprenditore che ha le relazioni, che ha di qua, la multinazionale. No, tu devi andare a sentire il Shurbrambilla, devi andare a sentire il Comenda. Allora tu vai a sentire i veri Comenda, che sono quelli che sono nati magari operai e che facendosi il mazzo con le mani callose ti raccontano la vita e ti raccontano la burocrazia. Quindi, porca miseria, annunciare la abolizione della burocrazia, dire basta con la burocrazia e fiducia nelle imprese, ma se non lo fai tu che sei ministro dello sviluppo economico, ma vagliela a dire, prova a dire fuori agli imprenditori, ai commercianti, ai negozianti, ai ristoratori, agli albergatori: salve, sono il ministro Patuanelli, sono il ministro che sta mettendo i soldi per salvare l'Italia. Prova a dirlo e vediamo se come minimo non ti fanno una pernacchia colossale davanti, perché poi dovrai anche dire questa roba. Dovrai anche dire che, ministro Patuanelli, avete fatto morire i commercianti, gli albergatori, i ristoratori, i pizzaioli, i parrucchieri, gli artigiani, chiedo scusa, tutte quelle partite IVA di piccoli professionisti, come l'artigiano che lavora nella falegnameria, nella calzoleria, nella pelletteria. Tutte queste persone sono fuori dai vostri radar, non gli date nulla. Non gli date nulla. Patuanelli, se tu continui a parlare con il tuo amichetto Bono e tutte le nomine le fate d'accordo con lui, e dove mettete nei consigli di amministrazione gli ex capi di gabinetto dell'attuale capogruppo Crippa, e l'hai fatto tu, Patuanelli, perché è l'indicazione del tuo ministero, ma siete tutti, vi apparecchiate tra di voi. Quale burocrazia? Porca puttana, basta! Dovevate cambiare quel modo di fare politica. Patuanelli, Benetton, spiegami. Io me la prendo con te perché hai detto delle cazzate incredibili. Ma almeno statene zitto, è meglio, piuttosto che fare ste figure di merda. Cosa c'è di cruciale nel provvedimento, di strategico, al di là dei sussidi e degli aiuti immediati?
Beh, innanzitutto ci sono quelli, i ristori a fondo perduto che servono a tenere in vita le imprese. Vediamo, ma ripeto, tutta quella platea di persone, di piccoli imprenditori, di cui vi ho detto, ok? Non l'ascoltate. Ma se sei così convinto, fra un mese accetta la sfida, Patuanelli. Accetta la sfida. Tra un mese andiamo in piazza e vediamo se le pernacchie te le prendi tu o me le prendo io che ho parlato a vuoto. Perché a quel punto, fra un mese io mi auguro che le promesse che avete fatto oggi scaricheranno a terra, cioè si vedranno. Se tu mi dici vedrò, vi darò i soldi, faremo il mondo con meno burocrazia. No, ti informo che siete già in un ritardo cosmico, in un ritardo colossale. Quindi chi se ne fotte del tempo declinato al futuro? Tu oggi gli devi dare i soldi, perché glieli avresti già dovuti dare ieri. Perché avevate messo a disposizione 480 miliardi, boom, 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 boom. Il Luna Park, Promettopoli. Allora penso ai 6 miliardi per quelle tra 0 e 5 milioni, alla rimozione dell'IRAP, a saldo e a conto. Intanto per dare questi pochi soldi praticamente ci legherete, perché darete in mano agli italiani quel grande mostro che si chiama Meccanismo Europeo di Stabilità, il MES, ma tanto arriva tutto. E comunque abbiamo già perso un importante tempo, ok? Ci sono 3 miliardi per Alitalia, ok? 3 miliardi per Alitalia, Patuanelli. Spiegate, Patuanelli, tu che continui a dire basta con la burocrazia e fiducia nelle imprese. Se io fossi un imprenditore della Brianza che opera nel campo del mobilificio, metti, o uno della rubinetteria del distretto del Verbano, uno del distretto dei salotti, della pelletteria, del calzaturiero nella dorsale adriatica, ma ti manda a cagare, ma minimo ti manda a cagare, perché se gli dai 3 miliardi per Alitalia e a questi non gli date mai un tubo, dice sentite, ma sapete che c'è? Ma adesso avete avuto una vita per fare delle politiche su Alitalia, adesso se permettete ci siamo noi da riparare. I braccianti, adesso i braccianti, il sistema agricolo, meno male che il sistema agricolo, finalmente lo sappiamo. Grazie Patuanelli, adesso lo sappiamo, il sistema agricolo viene salvato dai braccianti. Ora, visto che siete del movimento, Patuanelli, ma quelli a cui diamo il reddito di cittadinanza, una giusta misura in un momento di emergenza, io te li do per non morire di fame, però non è che te li do a gratis e li do solo a te, perché adesso come te iniziano a diventarne tanti, ad accrescere il numero di poveri, e allora o do il reddito di cittadinanza spalmato, e a questo punto facevamo l'helicopter money, ok? Si fissava un tetto alto, in modo che riparavi anche quel ceto medio, attenzione che è importante, perché se tu togli un potere di acquisto al ceto medio, tu hai una contrazione ulteriore dei consumi. Capito? Bene, ti domando, chi prende questo reddito di cittadinanza? Ti domando, non è che può andare a lavorare nei campi? Perché non è che devi essere laureato in ingegneria nucleare, non è che devi essere chissà quale genere, devi andare a raccogliere la frutta. Te lo insegnano. In 2 giorni capirai come si raccoglie la frutta, no? Quindi se tu percepisci il reddito di cittadinanza, prima di regolarizzare, mettiamoci nella condizione di sapere con certezza che chi percepisce il reddito di cittadinanza vada a lavorare. Quindi abbiamo Patuanelli che dice basta, si è svegliato, cioè è andato a letto ieri dicendo basta con la burocrazia, fiducia nelle imprese. Va bene, cosa volete che vi dica? Hai la Bellanova che si mette a piangere, abbiamo un Presidente del Consiglio che non è in grado di mantenere la sua stessa parola, c'è un Presidente del Consiglio che non è in grado di mantenere la sua parola, cioè questo Presidente del Consiglio che
A marzo ti dice che faranno un decreto e il decreto annunciato a marzo viene presentato il 13 di maggio. Ragazzi, ma voi siete fuori, ma siete incapaci. E poi c'è il bonus biciclette. In un momento del genere c'è il bonus biciclette, c'è il bonus monopattino. Vabbè, avanti così. Cosa volete che vi dica? Visto che volete abbattere comunque la burocrazia, beh, vi dico, tenete a freno Ruffini di Agenzia delle Entrate. Perché, cara Bellanova, se tu piangi per gli invisibili, io ti faccio vedere un sacco di visibili che sono invisibili soltanto ai vostri occhi. Ok? Perché quegli invisibili che vi commuovono tanto, perché è facile, perché andate a pizzicare le corde della retorica ormai scontata, perché voi siete quelli che accogliamo, poi tanto li scaricate nelle periferie, perché che cazzo ve ne frega a voi? Cosa ve ne frega? Voi accogliete e scaricate nelle periferie, dove, sempre per colpa vostra che avete accettato tutti i vincoli di Bruxelles, nelle periferie non hai alloggi popolari, non hai strutture sanitarie, non hai le strutture scolastiche, gli asili. È facile fare così. Dopo dice, oh, ma com'è che si stanno menando tra ultimi e penultimi? Perché c'è questa intolleranza, indifferenza? Fateci sempre caso. Allora, gli europeisti e quelli che accolgono i politicamente corretti sono sempre quelli che hanno un portafoglio pieno e abitano in centro. Cioè, l'identikit perfetto dell'europeista senza se e senza ma e di quelli delle politiche, dell'integrazione, abitano in centro. Grazie. Sono capaci tutti a fare così. Vedete, 24.000 italiani che si mettono in lista per fare i braccianti. E questo, ragazzi, questa roba qua, questa cosa qua la devi pagare. Questa roba qua la devi pagare. Non possono essere controllati dal caporale. Quindi basta con questa storia degli italiani che non vogliono più fare certi lavori. Poi va bene. Poi vediamo. Adesso leggevo, Boccia ha detto, va bene, adesso noi deleghiamo alle regioni, perché adesso ho già capito, deleghiamo alle regioni le regole per i distanziamenti. Loro cosa fanno? Ve lo dico adesso. Loro diranno, care regioni, non vedete l'ora di aprire? Bene, fatevi voi le regole, poi se c'è il contagio, affari vostri. Ah no, guardate che ve lo dico, non è che funziona esattamente così. Non funziona esattamente così. Se siete in grado date delle linee guida, però vi dovete assumere la responsabilità. Non potete dire ai commercianti, va bene, se volete aprite, ma non gli date le linee di guida di come aprire. Questi non sanno per l'igienizzazione dei capi e degli indumenti da provare, c'è una confusione assurda. Ma cosa terra? Cosa gli vai? Vai a dire ai ristoratori o a chi ha stabilimenti balneari il check-in? Allora, pensate allora, per entrare in spiaggia, ok, ti misurano con lo scanner, ti misurano la temperatura. Ma ragazzi, se sei sudato, esci dalla macchina, sei accaldato, ma è chiaro che avrò 37,2, 37,3. Perché la temperatura corporea, se tu me la prendi qui, è un po' diversa che prenderla. Ai bambini si mette sempre il termometro, lo si metteva nel sederino perché erano scalmanati e quindi era meglio misurare internamente la temperatura per accertarsi sulla febbre. Le nonne, le mamme hanno sempre fatto questa cosa qua, è una roba di buon senso. Allora cosa fai? Tu rischi di avere sti bambini scalmanati, noi che magari saremo accaldati, sudati, tutti in fila al termometro, magari qualcuno è più accaldato di un altro, ha 37,3 e viene guardato, eccolo lì, l'untore. Cioè, ci sono delle regole e poi fate passare la voglia di andare in spiaggia. Allora dico, se uno deve andare in spiaggia e deve andare con tutta quella valanga di norme, bene, potete far chiudere anche gli stabilimenti balneari, mandiamo tutto a Ramengo, mandiamo tutto a quel paese e basta.
Azzolina, parla anche l'Azzolina, va bene. Io però non ce la faccio a leggere l'Azzolina, perché a tutto c'è un limite. Corriere della Sera, vabbè, io direi che aziende casa, ecco gli aiuti. Beh, Sabino Cassese scrive un pezzo proprio sulle norme, sulla burocrazia, cioè al di là di quello che può essere la dichiarazione del ministro Patuanelli. Poi Sabino Cassese ti dice, ragazzi, qui abbiamo delle grandi ombre sui tempi e sui modi, quindi la burocrazia rischia di affogare tutto. Va bene. Ah, per non dire poi dell'altra norma del delirio, ma questa magari la affrontiamo domani, che il Covid dentro l'ambiente di lavoro è un incidente sul lavoro e deve pagare l'imprenditore. Patuanelli, ma come cazzo ti viene in mente di dire aiutiamo le imprese, ok? Aiutiamo, basta con la burocrazia, e poi avete fatto una norma assurda come quella di punire l'imprenditore se uno si becca il Covid o gli viene trovato il Covid nel luogo di lavoro. Capolavoro, capolavoro. Va bene, ciao ragazzi, ciao a tutti.